della nostra associazione Osteria Volante. Al microfono mi E per chi non ci conosce, l'Osteria Volante è un'associazione di promozione sociale nata dall'iniziativa di alcuni studenti e dottorandi dell'università e è finanziata dal bando per le iniziative studentesche, l'ex 1000 lire, e come forse sapete organizza una serie di dibattiti nel corso dell'anno che si svolgono in posti sempre diversi, invitando relatori che ci piace pensare discutano tra di loro anche in modo animato e soprattutto accompagnando il tutto con rum e formaggio. Mi fanno notare che usiamo tutti i prodotti fair trade, bio, eccetera, giusto? E il nome di questa associazione si ispira a una novella di Chesterton che è ambientata in un'Inghilterra distopica in cui il governo vieta il consumo di alcol e diciamo è contrario alla promozione di iniziative culturali. Due osti, due amici decidono però di non porre fine a queste cose, quindi attraversano tutto il paese portandosi dietro una botte di rum e una forma di formaggio e venendo ospitati da appunto in vari posti dove discutere insieme bevendo rum e formaggio. Quindi noi ci ispiriamo un po' a questa cosa ed è per questo che stasera siamo qua e il prossimo mese saremo da un'altra parte, eccetera. E abbiamo rum e formaggio, cioè. Ecco, allora, questa sera abbiamo con noi tre ospiti che ci parleranno di un argomento che a noi come Osteria sta molto a cuore, che riguarda sostanzialmente gli spazi abbandonati. Come abbiamo avuto questa idea? D'altronde è una situazione che è sotto gli occhi di tutti e quando andiamo in giro per le strade vediamo la quantità di immobili abbandonati che ci sono ovunque. Per cui abbiamo pensato di dedicare una serata a questo tema, di discuterne insieme. Ci siamo posti alcune domande, per esempio: si può fare qualcosa di questi spazi? Possiamo usarli in modo socialmente utile? Che idee ci sono? Cosa che anche magari le pubbliche amministrazioni possono fare? E quindi abbiamo raggruppato appunto tre relatori con figure anche un po' diverse tra loro che ci offriranno una panoramica sul tema. Quindi abbiamo Guglielmo Pristeri, architetto e responsabile del progetto Map for Youth, Gloria Pilutti, referente dell'associazione Open Resources, e Silvia Mottoni, avvocatessa. E ecco, quindi do la parola a Guglielmo per una bella introduzione sul tema e ovviamente al termine domande sono assolutamente benvenute. Ecco, grazie. Sì, buonasera, grazie dell'introduzione. Appunto io sono Guglielmo Pristeri, in realtà l'accento varia, non c'è problema. Sì, è variabile. E sono qui in qualità di architetto, a quanto pare, in particolare appunto perché collaboro con l'Università di Padova, in particolare con il Dipartimento con il Dipartimento ICEA, e mi sono occupato di appunto alcuni progetti che hanno un po' indagato su che cos'è l'abbandono urbano, in particolare che cos'è a Padova e in quali forme si presenta. E quindi adesso molto brevemente cercherò un po' di guarderemo insieme alcuni degli esempi, faremo una veloce carrellata su alcuni degli esempi più noti, più significativi di questo fenomeno, dopodiché appunto io lascerò spazio anche a chi racconterà dal punto di vista normativo, dal punto di vista del diritto, cosa si può fare per recuperare anche in senso collettivo spazi abbandonati, e poi ci sarà appunto chi racconterà un'esperienza di questo tipo per un recupero a fini sociali. Appunto partirei direttamente con
con la mia presentazione. Sì, appunto, io brevemente dico che con il mio gruppo di ricerca, che poi è collegato anche a tante iniziative del Master in Gist Science, che è un Master dell'iniziativa architetturale di Padova, noi abbiamo una vera e propria linea che si occupa di sostenibilità urbana, diciamo, quindi comunque portiamo avanti tanti progetti che hanno a che fare con, diciamo, il supporto a quella che può essere una pianificazione sostenibile, l'attenzione per l'ambiente, diciamo, la conservazione degli spazi naturali delle città, tutta una serie di temi che ci stanno a cuore. In particolare questi sono alcuni dei progetti a cui abbiamo collaborato. Il primo è il valore del suolo, che si occupava, diciamo, della mappatura delle aree permeabili di alcuni quartieri della città di Padova. Questo sono piste riciclabili, che invece è un progetto di mappatura, diciamo, delle problematiche appunto di percorsi ciclabili padovani. Poi c'è il progetto MUES, di cui parlerò molto brevemente, che è un progetto appunto di mappatura degli spazi abbandonati a Padova, e adesso abbiamo in corso il progetto Map for Youth, che tra l'altro, diciamo, cioè ha collaborato in qualche modo all'organizzazione di questo evento, che è un progetto che, diciamo, parte anche lui dalla mappatura degli spazi abbandonati a Padova, ma in più dalla possibilità, attraverso una piattaforma online, di inserire delle possibili proposte di riuso e di valorizzazione di questi spazi. Un po' più avanti vi farò vedere appunto qual è questa piattaforma e come si accede. Vi anticipo che se qualcuno poi sulla base della presentazione del progetto fosse in qualche modo interessato, questo progetto prevede anche una raccolta firme che non comporta naturalmente nessun tipo di impegno, ma semplicemente che poi ci aiuta a diciamo, portare avanti le nostre iniziative. Quindi naturalmente più firme noi abbiamo a supporto e meglio è. Qui al tavolo, credo dietro di voi, ci sono alcuni fogli firma che voi potete compilare, chiaramente insomma ogni firma è ben accetta. Sì, appunto, molto brevemente racconto del progetto MUES, che sta per Mapping Urban Empty Spaces, quindi mappando luoghi, cioè mappando spazi vuoti urbani, ed è appunto un progetto di mappatura anche in questo caso partecipata, comunque attraverso diversi tipi di azioni degli spazi abbandonati a Padova. È un progetto che è stato coordinato dal Dipartimento d'AFNA, in questo caso dell'università, e si è articolato in diverse attività. Ci sono stati dei laboratori in aula. Noi lavoriamo molto con i software con i sistemi informativi geografici, quindi con i GIS, quindi lavoriamo molto sulla mappatura digitale di determinati appunto elementi, e anche poi sulla loro diffusione online attraverso per esempio il web, WebGIS o WebMap. In questo caso noi abbiamo raccolto tutta una serie di spazi abbandonati, anche coinvolgendo sia gli studenti dell'università attraverso laboratori in aula e uscite sul campo, sia i cittadini di Padova attraverso alcuni eventi di mappatura partecipata, in cui noi abbiamo presentato delle grandi mappe della città e loro hanno segnalato gli spazi che sapevano essere abbandonati, e dopodiché tutto questo ha avuto come esito appunto un WebGIS, ovvero appunto una mappa digitale consultabile con tutta una serie di informazioni che noi abbiamo raccolto e inserito appunto sugli elementi che abbiamo mappato, e in questo momento il WebGIS tra l'altro è disponibile online per chi volesse consultarlo. È chiaramente una mappatura comunque non completa, una mappatura parziale, perché noi ci siamo concentrati su alcune aree campione, però ci interessa fare un primo passo per costruire un possibile Atlante dell'abbandono, quindi qualcosa di esaustivo sul territorio comunale di Padova. Dopodiché da questo in qualche modo si è generato, o comunque si può collegare anche il progetto che è in corso in questo momento, che è Map for Youth. Di che si tratta? È un progetto che è finanziato attraverso il programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. Questo poi lo diciamo anche meglio più avanti.
Comunque appunto di fatto si articola intorno a questa piattaforma che si chiama GeoCitizen, che ha un suo progetto appunto focalizzato su Padova. Si accede attraverso il sito map4youth.eu e questa è una piattaforma di interazione sociale che permette, diciamo, iscrivendosi di poter mappare appunto i luoghi abbandonati di Padova e inserire delle proposte di riuso. È una cosa molto aperta, permette anche l'interazione sociale, quindi la valutazione e poi la discussione sulle proposte, quindi ci piacerebbe insomma, che diventasse un'iniziativa insomma, sentita e partecipata da parte dei padovani. Molto brevemente appunto vado avanti dando qualche dato molto generale sul consumo di suolo e sull'abbandono, che sono due temi che sono collegati, nel senso che il consumo di suolo è, diciamo, l'impermeabilizzazione del suolo. L'abbandono cioè gli spazi abbandonati chiaramente sono un fenomeno che in qualche modo contribuisce al consumo di suolo, e il recupero degli spazi abbandonati, invece di diciamo, costruire ex novo, potrebbe contribuire alla limitazione del consumo di suolo, quindi chiaramente sono due fenomeni che vanno insieme. Come vedete non c'è una vera e propria banca dati, diciamo, italiana sugli spazi abbandonati, però si sa che secondo gli ultimi dati dell'Istat ci sono almeno 700.000 edifici inutilizzati e in Veneto almeno 45.000. Per quanto riguarda il consumo di suolo, invece, come vedete, il dato diciamo, che salta all'occhio è che a Padova oltre il 50, quasi il 50% del territorio è impermeabilizzato. Quindi chiaramente recuperare gli spazi abbandonati di Padova in una città che ha un consumo di suolo così alto sembra abbastanza importante e urgente, diciamo. Questi sono alcuni dati che provengono dal nostro progetto MUES, quindi comunque sono dati parziali. Noi abbiamo per esempio un totale che abbiamo mappato di circa 860.000 metri quadri, scusate, di spazi abbandonati. In realtà questo numero è molto probabilmente più alto perché noi abbiamo mappato tutto, però insomma si capisce che sono cifre abbastanza grandi. Queste sono alcune cifre sulla distribuzione statistica dell'abbandono a Padova. Vabbè, queste insomma le tralascerei. Comunque appunto noi abbiamo mappato circa 80 siti tra aree, edifici e complessi, ma ripeto, chiaramente ce ne sono di più perché noi non siamo focalizzati su tutta Padova. E qui adesso molto brevemente appunto guarderei insieme alcuni esempi di spazi abbandonati a Padova e delle loro tipologie. Insomma, questa è un'area di cui si discute molto da anni, che è l'area PP1 su via Trieste, un grande vuoto che diciamo, è oggetto da anni di proposte di riqualificazione anche da parte del comune, ma che non riescono mai a concretizzarsi in un progetto che viene realizzato. Questa è la caserma Romagnoli. A Padova ci sono diverse caserme dismesse o in via di dismissione. Questa è dismessa da alcuni anni, è ancora di proprietà, diciamo, di Invimit, che è una società che si occupa di valorizzazione, ma in questo momento è ancora in attesa di un suo progetto di recupero. Questa è la caserma Brandina, di cui magari avete sentito parlare anche di recente, perché è stata appunto recentemente riaperta al pubblico dopo la dismissione. In realtà in questo momento è un parcheggio provvisorio e bisogna vedere cosa deciderà di farne il comune una volta che diciamo, ne prenderà il pieno possesso, perché c'è stata una permuta con il complesso di Vianelli. Questo è un interno, comunque un edificio molto interessante, è un complesso universitario, anche a Padova è una città universitaria dove tra le altre cose sono anche molti edifici universitari appunto inutilizzati o sottoutilizzati. Questo è Volta Barozzo, è un grande edificio che contiene un modello della laguna e prima veniva usato per lo studio delle maree, e che in questo momento chiaramente dopo che si è passati gli studi sui modelli digitali è rimasto inutilizzato, molto affascinante ma vuoto. Queste sono appunto poi alcune aree che in qualche modo si possono considerare aree libere ma mai utilizzate di Padova. Questo in particolare è un angolo del Parco Europa che non è mai stato pienamente riqualificato e quindi in questo momento è inaccessibile, cioè sarebbe già un vero e proprio parco urbano, però non è aperto al pubblico. Questo in Piazza dei Boschetti, appunto, sì, anche qui l'ex fabbricato autolinee. Anche in questo caso su quasi tutti questi diciamo, siti sono in corso da anni di progetti di riqualificazione e di rigenerazione di vario tipo, che però è sempre difficile insomma, che si concretizzino per vari ordini di motivi. Ci sono anche diversi spazi commerciali, appunto, anche storici, che in questo momento versano nell'abbandono, per esempio qui il Cinema Cristallo o il Cinema Altino o il Cinema Teatro Concordi. Anche in questo caso sono dei complessi abbastanza estesi,
di cui però appunto o per problemi relativi alla proprietà o perché insomma anche economicamente non è facile trovare delle soluzioni redditizie diciamo, per valorizzarli e per riaprirli, poi rimangono appunto per anni insomma nell'inutilizzo. E questo è il complesso, appunto, passando ai residenziali, il complesso di Vianelli, abbastanza noto, o se vogliamo dire anche famigerato, che è stato oggetto di uno sgombero, nonché della costruzione di un muro tutto intorno ormai più di 10 anni fa, e che appunto dopo essere, diciamo, diventato completamente di proprietà comunale, in questo momento è stato oggetto di uno scambio proprio con l'area della caserma Prandina, per cui ci dovrebbe essere un'operazione per cui il comune si occuperà della riqualificazione, vedremo per farci cose della caserma Prandina, mentre questo dovrebbe diventare la nuova questura, quindi dovrebbe passare alla proprietà dello Stato. E appunto poi per concludere diciamo, il discorso sul residenziale, questione di uffici in via Belzoni, tra le altre cose a Padova esistono anche appunto interi edifici che in questo momento sono inabitati e che naturalmente poi pongono anche una questione sociale, nel senso che comunque sono degli spazi vuoti, sarebbero disponibili, sappiamo che chiaramente c'è una forte richiesta di spazi residenziali e quindi la presenza di questi spazi vuoti apre anche un problema sociale in qualche modo rispetto alla loro proprietà, per cui chi parlerà poi più avanti nel corso della serata probabilmente approfondirà anche questo tema. Concludo diciamo, questa rassegna con alcuni esempi di riuso, diciamo, magari non clamorosi, però che comunque sono riusciti. In particolare di questi sono abbastanza interessanti considerare il caso del Parco Fenice, che addirittura era un'ex discarica ai margini della zona industriale, che poi ormai circa 15 anni fa, forse poco più, è stato bonificato, è stato trasformato in un parco tecnologico, direi anche all'avanguardia, quindi in questo caso si sono trovate le risorse sia economiche che sociali per diciamo, valorizzare al meglio questo spazio. Uno degli interventi più recenti, per esempio, è Piazza Gasparotto, dove sono stati fatti diversi interventi sia sugli esterni che sugli interni. Diciamo che appunto in generale le problematiche legate al riuso e alla riqualificazione di questi spazi sono problematiche molto spesso di ordine politico ed economico, nel senso che ad esempio le pubbliche amministrazioni hanno sempre meno fondi da investire anche per la creazione di funzioni collettive in questi spazi, e quindi tendono ad affidarsi a magari delle partnership pubblico-privato o semplicemente all'iniziativa privata, che però non è detto che diciamo, arrivi in tempo, perché non è detto che trovi abbastanza redditività, oppure anche nel caso in cui questo succeda non è detto che comunque diciamo, le soluzioni che si trovino sono delle soluzioni che vanno bene alla collettività, perché magari si tende a favorire delle proposte che tendono più al profitto che effettivamente alla risposta a dei bisogni sociali, ecco. Quindi questo è un tema abbastanza aperto, direi, in questo momento. Sì, chiudo appunto la mia breve presentazione con alcuni riferimenti, in particolare se qualcuno si fosse incuriosito al progetto Map for Youth, questo è il suo indirizzo, e da lì si può accedere anche alla piattaforma di mappatura e di inserimento di proposte per gli spazi abbandonati di Padova. Il secondo sito è il progetto MUES, per cui se qualcuno vuole guardare gli spazi che noi abbiamo mappato e le informazioni che abbiamo inserito, purtroppo ha questo indirizzo numerico in questo momento che è un po' disagevole, diciamo, da consultare. Stiamo cercando di avere un indirizzo testuale tra poco, e gli altri sono indirizzi di associazioni che a vario titolo si occupano appunto degli spazi abbandonati, della loro valorizzazione o anche semplicemente della loro esplorazione, perché tra le altre cose la visita agli spazi abbandonati è diventata in qualche modo un'attività che coinvolge diverse persone, è diventata in qualche modo una forma di esplorazione del territorio alternativa. Io avrei concluso, grazie ancora a tutti della possibilità, e passerei la parola alla prossima relatrice. Allora, buonasera a tutti, io sono Gloria Pelutti e vi parlerò dell'associazione Open Resources.
e del progetto di rigenerazione urbana attraverso l'innovazione sociale, che di recente è stato uno dei progetti semifinalisti della European Social Innovation Competition 2018 e quindi valutato dalla Commissione europea come uno dei 30 migliori progetti di innovazione sociale presenti sul territorio europeo, dei paesi dell'Unione Europea e dei paesi che appartengono, che possono partecipare, diciamo, ai finanziamenti Horizon 2020, quindi comprendendo anche magari Turchia, Ucraina e altri paesi. Allora, per quanto riguarda l'associazione Open Resources, intanto vi faccio un excursus breve per farvi capire da dove siamo nati. Allora, siamo nati di recente, all'inizio del 2017, dopo che 3 ragazzi si sono ritrovati in un bar e hanno detto vogliamo cambiare il mondo anche noi, e hanno proposto la loro idea a un laboratorio di didattica innovativa dell'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2016, con un'idea embrionale che voleva affrontare 3 problemi principalmente: la rigenerazione urbana degli spazi non utilizzati, soprattutto alloggi privati, che all'inizio pensavamo anche alloggi di origine pubblica, e quindi sia anche quelli di atero, comunque tutti gli alloggi che avevano origine, che fossero di proprietà pubblica. E il secondo tema che doveva essere affrontato è la disoccupazione giovanile, e il terzo tema è il disagio abitativo, oltre all'emergenza abitativa che i rifugiati, ottenuto lo status e usciti dall'accoglienza, si ritrovano ad avere nel momento in cui devono trovarsi un lavoro e avere anche una casa, appunto, dove vivere, usciti dall'accoglienza perché appunto con status riconosciuto. Successivamente, all'inizio del 2017, dopo questa accelerazione dell'idea da parte di studenti dell'Università Ca' Foscari, io ho partecipato in quanto studentessa di Padova, ho partecipato a questo laboratorio e ho accelerato l'idea di questi 3 ragazzi. Hanno deciso di fondare un'associazione all'inizio del 2017, creando una partnership anche con uno dei partner del laboratorio, ovvero Human Foundation, che si occupa di impatto sociale, e con la cooperativa La S di Treviso, che era anche responsabile dello SPRAR. In questo modo poi nel 2017 abbiamo deciso, io ho iniziato a far parte anche io dell'associazione, abbiamo deciso di creare delle iniziative per sensibilizzare il quartiere, la popolazione locale in merito al tema dei rifugiati, al tema dei clienti asilo, e in merito a iniziative di rigenerazione urbana non solo dal punto di vista degli edifici, quanto dal punto di vista anche di rigenerazione delle persone e delle relazioni tra le persone, soprattutto quando c'è il tema dell'accoglienza alla base. Di conseguenza abbiamo deciso di iniziare delle attività anche per coinvolgere i ragazzi di clienti asilo che iniziavano a partecipare alle attività dell'associazione, e ovviamente anche i rifugiati e anche i giovani locali. Da queste sono nati dei corsi di ciclo-officina che vedono coinvolti alcuni ragazzi, appunto, richiedenti asilo, per dare loro delle capacità e dell'autonomia anche nelle piccole skills che possono essere di tipo lavorativo, e abbiamo coinvolto anche i ragazzi in corsi di panificazione che possono essere appunto strumenti per loro per un domani trovare un lavoro, anche se viene ritenuto in alcuni casi umile. In questo caso c'è anche una valutazione delle loro competenze alla base, le competenze che portano dai loro paesi, dalla loro formazione. E ovviamente questi laboratori non sono stati solo di tipo lavorativo, sono stati anche laboratori o coinvolgimento con workshop delle persone del quartiere e della popolazione locale. Però, diciamo, il nostro obiettivo principale è la rigenerazione urbana e il progetto che appunto è stato accelerato anche durante il laboratorio, che vi spiegherò di seguito. E con l'idea della rigenerazione urbana abbiamo anche proposto uno dei progetti di forno sociale partecipato a un bando italiano, Bando Forza, al quale siamo arrivati credo quarti se non sbaglio, ed è stato un progetto in cui volevamo ristrutturare appunto un forno e permettere ai ragazzi di essere attivi anche nella produzione di pane, nella produzione di tutti i prodotti alimentari che potevano essere utili poi per essere venduti all'interno del forno stesso, in un modo partecipato e in un forno sociale condiviso all'interno di un quartiere. Quindi c'era tutto un sistema di anche educazione alla sovranità alimentare, oltre a temi di consapevolezza e consumo consapevole. In tutto questo nel mente, diciamo, abbiamo avuto anche dei riconoscimenti dal punto di vista di interviste, anche poter parlare dell'idea che avevamo in mente di rigenerazione urbana,
E la mia tesi, che si è occupata di impatto sociale proponendo degli indicatori di valutazione per questo tipo di progetto di rigenerazione urbana, non ve l'ho ancora, è tutta una suspense che creo all'inizio per dirvi qual è il progetto alla fine, ok? Anche la tesi è stata riconosciuta a livello di innovazione sociale in Italia ottenendo un premio, e che poi ha fatto sì che si potesse parlare anche di open resources su vari canali. Quindi diciamo, ci siamo detti, ok, bellissimo, abbiamo un bel progetto in testa che ancora non vi ho detto perché voglio appunto creare un po' di suspense, e a chi puntiamo? Abbiamo bisogno anche di finanziamenti, puntiamo la cosa più alta che c'è, no? La Commissione Europea, giusto perché ci piaceva l'idea di avere dei soldi europei anche noi. E quindi siamo così un po' per scherzo, un po' per gioco, abbiamo proposto quel progetto che adesso vi dirò alla Commissione Europea e siamo in modo sbalorditivo finiti tra i 30 semifinalisti. Noi, fate in conto, siamo costituiti all'inizio del 2017, il progetto non è ancora partito perché è una proposta di progetto, però è piaciuto e quindi ci siamo detti ma magari riusciremo a vincere quei 50.000 euro che davano a 3 progetti su quei 30 semifinalisti. 50.000 euro per 3 progetti e un ulteriore premio di 50.000 euro per l'impatto sociale in futuro. Insomma, cosa riguarda queste idee? Cosa vogliamo fare? Allora, la base è che ci sono molti immobili sfitti nel comune di Treviso e come numero, diciamo, ci sono più di 3.000 alloggi disponibili nel comune di Treviso. Per di più, il numero dei richiedenti asilo in crescita, solo il 10% ottiene lo status di rifugiato. I rifugiati poi, quando escono dall'accoglienza, vengono molto spesso ospitati in strutture per senza tetto, senza fissa dimora, e ovviamente il dato della disoccupazione giovanile è oltre il 25% anche nella provincia di Treviso. La nostra idea è: prendiamo una casa di un proprietario, in questo caso privato, con 2 ragazzi disoccupati o comunque lavoratori svantaggiati under 30 e 2 ragazzi rifugiati con lo status, facciamo sì che questo immobile possa avere una minima ristrutturazione, non di tipo strutturale, ok? Ma una strutturazione che permetta loro di vivere poi gratuitamente per un anno all'interno dell'immobile stesso. Anche però l'immobile ristrutturato, comunque valorizzato, tornerà in qualche modo dopo il primo anno di permanenza al proprietario con un valore aggiunto di mercato. Di conseguenza il proprietario potrà o affittarlo o venderlo e in quell'anno non sarà inutilizzato e risparmierà anche per quanto riguarda le spese. Come farlo? Innanzitutto tenendo conto del feedback dei beneficiari diretti, dei beneficiari indiretti, ovvero dei proprietari, dei vari partner che abbiamo, la partnership che abbiamo costituito, e tenendo conto dell'impatto sociale oltre che della scalabilità e della replicabilità economica di questo progetto. Quindi in questa European Social Innovation Competition abbiamo proposto un progetto di cui le fasi adesso sono in inglese perché vi ho preso direttamente la slide che abbiamo presentato nel draft della Commissione Europea, nel progetto finale, che è stata utile questa competition perché ci ha fornito un project manager interamente pagato dalla Commissione Europea. Abbiamo potuto fare un'academy in Romania insieme agli altri progetti semifinalisti e avere un potenziamento del progetto dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'impatto, delle partnership possibili e realizzabili. E ovviamente ci siamo anche tanto divertite perché io e la Presidente ci siamo recate in Romania e abbiamo potuto conoscere tante realtà diverse e vedere un'Europa in qualche modo sociale di cui molto spesso non si parla. Allora, il pilota prevede che ci siano 2 percorsi in contemporanea, un percorso di rigenerazione urbana vera e propria, ovvero di ristrutturazione, e un percorso di inclusione sociale che porti all'autonomia delle persone che sono all'interno della casa. In una fase iniziale i ragazzi che vivranno all'interno della casa ristruttureranno la casa, seguendo ovviamente tutte le normative del caso, tramite anche la collaborazione con una scuola edile che permetterà il passaggio delle competenze a loro. Ristruttureranno in queste minime, diciamo, non cose strutturali come l'intervento che faranno permetterà loro appunto di vivere all'interno, loro non pagheranno il canone d'affitto per un anno, successivamente la casa tornerà al proprietario e noi potremo come associazione e con la nostra partnership anche gestire eventualmente l'affitto con il proprietario successivamente.
perché ovviamente l'intervento potrebbe anche essere molto più elevato rispetto a poi la differenza, cioè creare un gap tra l'intervento stesso e quello che poi è stato poi il costo, diciamo, del lavoro e il costo dello stesso intervento. Quindi durante il periodo in cui i ragazzi staranno all'interno della casa, dell'abitazione, verrà loro fornito ovviamente un social program, ovvero la possibilità di ottenere informazioni, accompagnamento, trovare il lavoro nel caso in cui non abbiano ancora un lavoro, trovare l'abitazione successiva e allo stesso tempo avere un ambito di team building, di occasione. Anche per esempio la casa, avevamo pensato, poteva diventare uno spazio di condivisione con il quartiere stesso, e quindi c'era un continuo scambio anche con l'ambiente in cui la casa si sarebbe inserita, considerando sempre la valutazione di impatto sociale, che è comunque un driver per noi sia per i finanziamenti futuri sia per la riuscita del progetto stesso. Nel frattempo, dopo la prima casa, già alla fine del primo anno di convivenza dei ragazzi, ci proponiamo di attivare una seconda selezione dei beneficiari e continuare le partnership con le varie imprese e la partnership della stabilità di cooperativa per quanto riguarda una seconda casa ristrutturabile e una terza nel terzo anno. Quindi riuscire a essere replicabili e scalabili a livello sia regionale che a livello nazionale e chissà magari europeo, perché quella era la nostra intenzione iniziale. Per quanto riguarda adesso non so se dimentico qualcosa, l'accordo con il proprietario è un accordo di comodato d'uso in cambio di ristrutturazione, e un'altra cosa del sistema che noi crediamo funzionerà, in quanto abbiamo già verificato, c'è la possibilità di, tramite donazioni e erogazioni liberali per le imprese, di ottenere sgravi fiscali, ovvero sono un'impresa che ha materiali non utilizzati, può donarli a noi in quanto associazione e l'impresa stessa ottiene degli sgravi fiscali. Questo quindi il pilota, e per adesso cosa stiamo facendo? Perché ovviamente il pilota è pronto e abbiamo avuto degli ottimi riscontri a livello europeo, bisogna farlo partire. Ovviamente serve sempre il finanziatore iniziale, anche se abbiamo un business model che è sostenibile e che abbiamo già verificato è sostenibile, ci vuole sempre la spintarella iniziale. Quindi momentaneamente Open Resources sta cercando, diciamo, quella spintarella iniziale che va sempre bene, e vorremmo testare una parte del pilota, ovvero la parte di ristrutturazione in sé, in una proposta che ci è stata fatta su un bene demaniale a Chioggia. Quindi testare la parte appunto di sistema di ristrutturazione solo esclusivamente in una zona fuori da Treviso. Testata questa parte, poi riportarla all'interno del progetto e riproporla. Altre cose che facciamo, ovviamente continua l'educazione della cittadinanza, nel senso far capire l'interazione, non l'integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, ma l'interazione all'interno di un quartiere, all'interno di una città, e coinvolgere i ragazzi. Quindi continuiamo con l'attività di ciclo officina, quindi workshop con i ragazzi, le varie riunioni, la pianificazione adesso è stata anche utilizzata da alcuni centri di formazione professionali come modello, sto passato ai centri di formazione professionali che si occupano di accompagnare i ragazzi. E ovviamente abbiamo già ristrutturato qualcosina, ci è stato concesso uno spazio all'interno di un parco di Treviso, una casetta dove adesso c'è la ciclo officina, e continuiamo in qualche modo a fare le nostre attività di sensibilizzazione in vista di questo progetto che comunque è pronto. Questo è il direttivo, questi sono i nostri contatti. Se siete interessati, domande, e scriveteci semplicemente se volete finanziarci, non so esattamente come, no scherzo, e se volete farci domande più specifiche siamo qua. Insomma, grazie dell'attenzione. Ciao a tutti, sono Silvia Montoni e a me aspetta la parte, diciamo, giuridica di diritto, così vi ammazzo a fine serata. Devo dire che quando mi hanno proposto questa scaletta sono rimasta un attimo scettica, perché di solito sono abituata all'impostazione tradizionale per cui prima viene il diritto e poi vengono i casi concreti.
E invece ci ho pensato e l'intuizione è molto felice, perché questo è esattamente quello che è o dovrebbe essere il diritto. Cioè prima nasce la realtà e poi il diritto interviene, diciamo, per disciplinarla, per garantirla, per promuoverla, per aiutarla, ma il rapporto è esattamente rovesciato. Prima la realtà e poi il diritto, quindi sta benissimo così. Peraltro sta benissimo così anche rispetto alla specifica tematica dei vuoti urbani o dei troppo pieni urbani, perché il consumo di suolo invece è una questione di pieno urbano. Perché anche rispetto a questa realtà il diritto viene dopo, e anche rispetto a questa realtà il diritto stenta a seguire il passo molto più veloce della creatività e della capacità delle persone di prendersi cura degli spazi. E quindi mi faccio carico un po' di questa lentezza, ecco. E vorrei accompagnarvi in un viaggio brevissimo di quello che è stato il percorso appunto lento e stentato del diritto rispetto a questa tematica, e come diciamo tema o chiave di viaggio vi darei questa: dal bene pubblico al bene comune, e dopo vediamo qual è la differenza sostanziale anche di pensiero che sta dietro a questi due modi di intendere il diritto. Si parte appunto dall'analisi: pieni urbani, consumo di suolo esagerato; vuoti urbani, ci sono delle situazioni di abbandono. Entrambe hanno una caratteristica comune: sentiamo immediatamente istintivo un interesse generale, un interesse di tutti a prenderci cura di questi spazi. Perché? Perché sono spazi che hanno una grande potenzialità a livello relazionale, a livello di sviluppo economico, per esempio, oppure perché sono spazi che hanno un'accessibilità limitata e sentiamo però che è diritto di tutti poter arrivare a quello spazio. La prima risposta dell'ordinamento rispetto a queste tematiche, a questi beni di interesse generale, è stata quella di prenderli come beni pubblici, cioè facciamo in modo che siano titolarità dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, perché sono questi soggetti deputati a garantire l'interesse generale, sono questi soggetti che hanno i mezzi, che hanno le strutture per garantire che sia così. E in effetti questa appunto è stata la primissima risposta dell'ordinamento: bene pubblico in quanto è di titolarità di un ente pubblico. Questo sistema ha funzionato per un po', poi a un certo punto con il calare delle risorse, le privatizzazioni, la spinta alle privatizzazioni, un po' alla volta è andato frammentandosi, è andato disgregandosi, e quindi abbiamo avuto i primi fenomeni di privatizzazione, tentativo di vendere, che continua ancora ad oggi, il patrimonio pubblico. La pubblica amministrazione cerca in realtà di disfarsene, di liberarsene, perché non è in grado economicamente, con le risorse di struttura, con le risorse di idee, di farsi carico di quelle realtà. E quindi comincia il processo di dismissione. Parallelamente, anche se la pubblica amministrazione non dismette, decide comunque di dare in gestione il bene di cui è proprietaria a un soggetto privato, e quindi abbiamo il fenomeno delle concessioni con le convenzioni private per la gestione di spazi pubblici. Quindi vediamo questa prima forma di collaborazione pubblico-privato. È una forma che funziona? In molti casi sì, in alcuni casi no, comincia ad essere un po' stretta, e questa è sicuramente la vicenda dei vuoti urbani, degli spazi abbandonati di cui ci hanno parlato i precedenti relatori. Siamo proprio sicuri poi che il pubblico garantisce sempre l'interesse pubblico e il privato significa sempre una realtà esclusiva che esclude l'altro che non è titolare della proprietà? Vi faccio un esempio: piazza pubblica completamente tappezzata di tavolini dei bar. È vero che anche quelli sono spazi relazionali, però viene completamente a mancare quel vuoto urbano che invece è pieno di significato, che è la piazza in sé, come luogo di aggregazione al di là del consumo dei bar. Quindi questo per dire che il pubblico non sempre garantisce l'interesse generale. Siamo sicuri che il privato dall'altra parte per forza è una dimensione negativa che esclude l'altro? Vi faccio l'esempio storico dell'impresa, così come pensata da Adriano Olivetti. L'impresa è una struttura privata di proprietà di un imprenditore che però si fa carico della comunità nella quale è situata, creando spazi e opportunità relazionali di incontro, di crescita, di formazione. Quindi non sempre la titolarità si associa a una dimensione più pubblica o a una dimensione privata. E questo ci spinge, questa provocazione e queste difficoltà concrete ci spingono a fare il passaggio dal bene pubblico al bene comune. Cos'è il bene comune? È un bene
per il quale non ci interessa di chi ha la proprietà, può essere pubblico o privato, quindi la dimensione della titolarità sfuma completamente. Quello che diventa invece centrale è la funzione di quel bene, cioè sentiamo che è un bene comune perché alla comunità è dedicato o deve essere dedicato. E questo è un passaggio che ancora stenta, l'ordinamento nostro ancora stenta a fare come diritto, però nella realtà già esiste. Esistono i progetti che mappano gli spazi abbandonati e li mappano perché sentono che sono beni comuni, dei quali dobbiamo prenderci cura e che hanno una potenzialità per tutti. Esistono i progetti che cercano di recuperare quello spazio e di rigenerarlo alla socialità. Il diritto cosa fa? Come vi ho detto, è in corsa sempre, che cerca di raggiungere la realtà, e l'ha fatto, anche qui è molto significativa questa storia, l'ha fatto non partendo dai livelli più alti dell'ordinamento, ma invece dai livelli più bassi dell'ordinamento. Il diritto ha cominciato a sperimentarsi nella dimensione più autentica, se volete, che è quella della città. Le prime discipline normative che si prendono a cuore questa problematica e cercano di non solo disciplinare, ma di promuovere l'iniziativa dei privati che cercano una collaborazione con la pubblica amministrazione per farsi carico degli spazi, è quella del regolamento dei beni comuni. Quindi sono strumenti normativi che adottano i comuni e con i quali le amministrazioni comunali consentono, disciplinano gli strumenti attraverso i quali la pubblica amministrazione e i privati attivi, i cittadini attivi che intendono prendersi cura, rigenerare degli spazi, dei vuoti o dei pieni che richiedono di essere rivisitati, possono venire in collaborazione, trovare una strada, degli strumenti già preconfezionati per collaborare al fine comune. Dai regolamenti nascono come costellazioni i cosiddetti patti di collaborazione, quindi data la regola generale, poi i singoli cittadini possono andare dagli amministratori dove esiste un regolamento e proporre per il quartiere, per la scuola, per il parco pubblico, per il vuoto urbano di un'impresa, eccetera, proporre dei patti di collaborazione per la rigenerazione. Quindi questa è la prima risposta giuridica che l'ordinamento dà a livello di città, perché è nella città che si fanno gli esperimenti, è la dimensione ideale per poter fare gli esperimenti. Segue a ruota un livello un pochino più alto. Le regioni cominciano ad accorgersi dell'esistenza di questi patti. Tenete conto che il primo regolamento strutturato sui beni comuni è del 2014, quindi stiamo parlando di una cosa abbastanza recente, ed è l'esperimento di Bologna, che poi è stato rivisto più volte, ma è il regolamento, diciamo, che ha fatto da pioniere. Arrivano poi le regioni, si accorgono dell'esistenza di questa realtà, di questo fermento vivo nella popolazione, di questi regolamenti che cominciano a fioccare, che però ovviamente sono diversi comune per comune, e cercano di dare una prima disciplina omogenea a livello regionale. Non lo fanno tutte le regioni, il Veneto ha fatto un tentativo, diciamo, nel 2017 con la legge 14 del 2017, che si occupa di riqualificazione, si occupa di tutelare il consumo del suolo, anche se in modo un po' timido, diciamo, e poi si occupa di riqualificazione delle zone degradate, di rigenerazione urbana in una chiave appunto sociale, di tessuto sociale, e si occupa anche di disciplinare il riuso temporaneo degli spazi abbandonati attraverso lo strumento della cultura, del gioco, e delle potenzialità del rinnovamento delle potenzialità sociali. Quindi il Veneto è tra le regioni, diciamo, che si sono date da fare in questo senso, però anche qui abbiamo sempre una disciplina che è diversificata regione per regione, e questo può andare bene da un certo punto di vista, per altre situazioni invece può essere un limite. Una disciplina troppo differenziata non aiuta sicuramente lo scambio di idee da una regione all'altra. Se ci sono dei progetti appunto replicabili su vasta scala, non è detto che incontrando discipline normative diverse riescano a farlo con maggior facilità, anzi si trovano bloccate da dover riconoscere ogni volta una disciplina diversa. Quindi quello che tutti i giuristi in realtà auspicano è che intervenga una legge nazionale che faccia un po' da quadro per tutte le regioni. Qual è il problema di questo procedere, che è molto aderente alla realtà, quindi dal basso verso l'alto, rispetto al sistema contrario, cioè se ci fosse stata prima la legge nazionale, poi la regionale, poi la comunale?
che adesso è molto difficile. Con gli interventi, man mano che si sale di livello, si rischia di aggredire o di mettere in difficoltà le esperienze che sono diventate più forti, più salde nel tempo. Quindi paradossalmente i comuni che sono stati più virtuosi perché per primi si sono occupati di darsi del regolamento per il bene comune, adesso potrebbero vedersi penalizzati dall'ingresso di una disciplina di livello normativo più alto che supera il proprio regolamento e che prevede una disciplina completamente diversa. Quindi questo procedere, che in realtà è abbastanza fisiologico, in realtà può creare delle distonie, insomma, significative. Vedremo cosa accadrà, perché la legge sul consumo di suolo è al Parlamento da un po' di anni, viene modificata e stravolta a seconda delle maggioranze che ci sono, ognuno dice la sua, sostanzialmente ribaltando il testo originario, per cui finché non sarà approvata non siamo in grado di dirlo. Noi in questo momento ci troviamo in questa situazione, una realtà che parte dal basso dei cittadini, che è lievito, che comincia a muovere iniziative, esperienze, comincia a suggerire discipline e una normativa ancora carente che sostanzialmente copre queste iniziative, queste idee sotto l'ombrello della Costituzione. Quindi quello che ci salva sempre, per fortuna, e speriamo che rimanga così, è il testo costituzionale. Tutte queste iniziative stanno sotto l'ombrello del principio di sussidiarietà, che chiede appunto la collaborazione, ispira la collaborazione pubblico-privato nell'interesse e nella tutela del bene non pubblico perché è di proprietà pubblica, ma nel bene comune perché è di tutti. E qui, diciamo, valorizzando una dimensione del nostro ordinamento che è un po' dimenticata, che invece bisognerebbe rivalorizzare, che è quella dell'essere un ordinamento repubblicano. Repubblicano significa che c'è una res pubblica della quale tutti dobbiamo prenderci cura, ed è la dimensione nel quale ognuno di noi ha diritto e dovere, diritto di godere di quel bene e dovere di essere responsabile della sua nascita, del suo sviluppo e della sua possibilità d'accesso a tutti. Ecco, questo giusto per premessa. Dopo ci sono delle provocazioni per il giurista. Grazie. Primissima provocazione, in realtà è forse quella un po' più forte, è quello che riguarda il concetto di proprietà privata, no? Nel senso che è garantita naturalmente dal testo costituzionale, però noi ci chiedevamo, insomma, se ci sono dei limiti alla proprietà privata, diciamo, come diritto, e se essa non possa venire in un certo senso limitata quando viene a mancare quella funzione sociale che è prevista dallo stesso testo costituzionale, effettivamente quando ci sono delle esigenze di più alto livello, no? Come magari appunto i progetti che sono stati, diciamo, enunciati prima. Se viene a mancare la funzione sociale, la proprietà privata ha ancora lo stesso valore, deve essere sempre tutelata, o insomma c'è una possibilità che ciò venga meno. Quando li ho conosciuti mi hanno subito scioccato, perché mi hanno posto il caso appunto degli spazi abbandonati di proprietà privata, ok? Rispetto ai quali i cittadini hanno delle idee creative di rigenerazione, aperte all'interesse comune, all'interesse pubblico, e allora giustamente loro si chiedevano: ma è possibile che debbano rimanere o che possano rimanere di proprietà privata quando il proprietario non ha intenzione di farci niente, li lascia lì abbandonati, mentre c'è un mare di vitalità all'esterno che potrebbe prendersene carico? Non si potrebbero espropriare questi beni? E così, sempre evidentemente fa parte del nostro rapporto, la prima reazione è stata di shock. No, non si possono espropriare così questi beni. Però c'è un ragionamento dietro che loro fanno, effettivamente partono dall'articolo 42 della Costituzione. L'articolo 42 della Costituzione ve lo leggo, così è per tutti, diciamo, patrimonio comune. La proprietà è pubblica o privata? I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Quindi il ragionamento parte da qui. La proprietà può essere pubblica o privata, però la privata è tutelata dalla Costituzione nei limiti della sua funzione sociale. E il dubbio che è venuto agli amici di Osteria Volante in realtà è il riflesso di un dibattito molto acceso che c'è stato in Assemblea Costituente sulla scrittura di questo articolo, perché c'erano correnti di pensiero molto diverse. Chi vedeva nella proprietà privata un diritto fondamentale, intangibile, collegato alla persona, alla libertà, alla dignità della persona. Devo avere qualcosa di mio per essere garantito nella mia pienezza di persona, e quel nucleo deve essere intoccabile. Chi ampliava un pochino il range dell'inviolabilità considerando la proprietà come frutto del lavoro, quindi io devo avere la possibilità di lavorare, di divenire titolare di cose mie che devono rimanere mie perché sono frutto del mio lavoro, e noi siamo una democrazia fondata, una repubblica fondata sul lavoro. Altri invece, diciamo la corrente marxista, che riconoscevano l'esistenza della proprietà solamente a fini sociali, quindi solamente come proprietà pubblica. Dal cozzare di queste varie esperienze, diciamo, è venuta fuori l'espressione, diciamo, di compromesso dell'articolo 42 secondo comma, cioè la proprietà esiste, è tutelata, è un diritto soggettivo dei cittadini, però c'è questa espressione per cui nei limiti della sua funzione sociale. L'espressione è, come spesso accade in Costituzione, molto vaga, molto ampia, e questo da qualcuno è visto come un limite. Invece è un grande escamotage del Costituente, perché queste formule vaghe hanno consentito all'ordinamento di adattarsi alle diverse esigenze nel tempo. Se fossero state espressioni molto più precise di dettaglio sarebbero andate benissimo magari nel 48, negli anni 50, ma oggi che siamo nel 2018 stenteremmo a capirle, a comprenderle, ad applicarle. Queste formule vaghe invece sono state riempite di contenuto volta per volta dal legislatore, dal Parlamento, che ha dato la disciplina specifica. Quanto si possa andare ad intaccare la proprietà privata per valorizzare una funzione sociale, quindi è compito del legislatore nazionale stabilirlo. Lo fa attraverso un dibattito in Parlamento, quindi lo fa attraverso un dibattito tra maggioranza e minoranza, che quindi è controllato, controllabile a monte in sede di dibattito, e a valle quando nel caso concreto, pensiamo al caso concreto dell'espropriazione del singolo campo, della singola abitazione, del quartiere di Vianelli, quei singoli casi vengono portati davanti al giudice, quindi esiste un controllo a monte nel dibattito di un'assemblea e esiste un controllo a valle che è fatto dal giudice. Questo insieme, questo percorso e questo insieme di controlli consente, diciamo, ha consentito fino adesso, pur con qualche scossone, di tenere in bilanciamento la proprietà privata e l'esigenza dell'interesse generale. Quello che di fronte però a un ordinamento come quello che vi ho descritto prima e che ci hanno descritto anche gli amici prima, in cui l'ente pubblico non è in grado di farsi carico neanche del suo patrimonio originario, secondo me non possiamo pensare che la soluzione sia espropriare a vantaggio dell'ente pubblico, perché l'ente pubblico non ha le capacità né di idea né finanziaria per farsi carico della rigenerazione di tutti questi spazi. Mentre la provocazione verso la quale dobbiamo lavorare è proprio il passaggio di mentalità dal bene pubblico al bene comune, e quindi una corresponsabilità del pubblico e del privato nella gestione e nella rivalutazione del bene. Apriamo il dibattito per chi ha delle domande verso tutti i relatori, insomma. Fatti pure avanti. Io avevo una domanda da fare. Volevo chiedere a Giorgio, giusto? Gloria, ma tutti mi chiamano Giorgio, nel non ti caso preoccupare. tecnico riguardo il progetto, volevo capire se questi ragazzi che vengono diciamo, reclutati per fare la ristrutturazione di questi edifici privati, ho capito bene, giusto? Vivono dentro questi edifici che ristrutturano o vivono in altri luoghi? Cioè vivono nello stesso edificio? Durante la ristrutturazione per ovvi motivi non possono vivere all'interno. Ah ok, mi era sfuggito questo dettaglio qua, non capivo bene. Sì, allora, no, perché ho dovuto correre la parte, quando ristrutturano non possono vivere all'interno dello stesso immobile. Okay.
successivamente entrano nello stesso immobile ristrutturato da loro per un anno. Questa è l'ultima definizione che abbiamo fatto. All'inizio pensavamo per più tempo, poi ovviamente pensando anche alla replicabilità del modello abbiamo pensato che bastava un anno, fornendo però un social program durante l'anno, perché lasciandoli solo alla propria ricerca magari e totalmente a loro stessi, noi non era questione di assisterli, era questione di dare strumenti per l'autonomia. Questo è il fine ultimo. Grazie. Chiedo a te, il MUES, sì, te, scusi. Ho capito che la mappatura è fatta insieme all'università, insomma c'è comunque già un ente pubblico a supporto, a promozione, bene o male, ecco, del programma. Non mi è bene chiaro quali sono poi, se ci sono, dei momenti di condivisione con la cittadinanza o con le associazioni del territorio che vogliono o intendono dare delle idee a supporto di questi spazi abbandonati per decidere, insomma, insieme come collettività che cosa fare di questi spazi. Questo non... Okay. Sì, allora praticamente di fatto, come dicevo, cioè il progetto MUES è stato un progetto in qualche modo, se vogliamo, anche preliminare, nel senso che poi ha avuto una prosecuzione che è in corso in questo momento. Cioè, appunto, noi quando abbiamo immaginato il progetto MUES ci interessava proprio cominciare a effettivamente a localizzare, a vedere dove erano e quali erano questi luoghi abbandonati, perché sapevamo che magari così facendo, anche se cioè, sul momento noi durante il primo progetto ci siamo limitati, diciamo, a una mappatura dello stato di fatto, in cui magari abbiamo comunque chiesto la collaborazione di associazioni, di persone che comunque vivono nel territorio e che quindi sono magari anche a conoscenza di spazi diciamo abbandonati, anche perché magari ne avrebbero effettivamente bisogno e quindi ci sono anche delle diciamo, necessità poi che si vengono incontro. Comunque di fatto appunto noi abbiamo creato questo diciamo questo archivio, questa banca dati, insomma, anche se parziale, di questi edifici, di questi spazi comunque, e poi appunto nel progetto che ho citato sempre nella mia presentazione, cioè Map for Youth, che è in corso in questo momento, facciamo esattamente il passo che dici tu, cioè effettivamente a partire, diciamo, dalla localizzazione di questi siti, noi intanto chiediamo a chi ne conosca altri di contribuire, cioè di fatto noi abbiamo appunto questo sito che è mapforyouth.eu, che ha l'accesso a una piattaforma che è una vera e propria mappa online del comune di Padova, nella quale chiunque può intanto inserire appunto uno spazio abbandonato. Alcuni sono stati già inseriti, quindi si possono anche semplicemente consultare quelli che sono stati già inseriti, e a partire da questo si possono appunto presentare, nel senso che materialmente si crea appunto una diciamo schermata collegata al sito che presenta la possibilità di inserire le proposte, quindi chiunque può effettivamente scrivere quella che è la sua proposta di riutilizzo dello spazio in questione, che è uno spazio che può essere uno spazio che conosce, diciamo, chi sta proponendo, oppure può essere uno spazio che è stato già inserito da qualcuno prima e qualcuno si rende conto che lì ci si potrebbe fare qualcosa. Dopodiché questa piattaforma appunto permette l'interazione sociale, nel senso che tutti possono guardare le proposte che hanno fatto gli altri, commentarle, valutarle, e a un certo punto, alla fine del progetto, che sarà diciamo intorno alla metà, insomma i primi mesi del prossimo anno, quindi sarà un'ultima fase del progetto che andrà più o meno a finire verso maggio 2019, le proposte che avranno ricevuto le migliori valutazioni e il maggior numero di interazioni positive verranno, tra le altre cose, presentate al comune, quindi in qualche modo noi abbiamo anche un interlocutore politico per presentare le nostre proposte, che ovviamente non può, diciamo, garantire la realizzazione, però comunque si impegnerà a valutarle, a prenderle in carico, e quindi potrà comunque capire, diciamo, qual è il sentire di una parte della cittadinanza, cioè quella che ha partecipato a questo appunto progetto, che, diciamo, l'evoluzione del progetto di mappatura riguardo alle proposte per gli spazi abbandonati.
Tra le altre cose, appunto, noi comunque abbiamo anche in programma nel corso di questo nostro progetto alcuni eventi che saranno organizzati direttamente nella sede di alcune associazioni e in cui si fanno effettivamente dei tavoli di lavoro in cui diciamo, chi è più interessato davvero a valorizzare, a riqualificare, a comunque a creare delle nuove funzioni per questi spazi avrà la possibilità di farlo, insomma, in maniera anche dibattuta. Questo. Ti ringrazio. Ti faccio una domanda. È esportabile in altre realtà o è pensato solo per Padova? No, di fatto addirittura noi l'abbiamo importato, nel senso che comunque la piattaforma del progetto, che si chiama GeoCitizen, è una piattaforma che già esisteva in precedenza ed era stata usata anche per altri progetti, ed è una piattaforma che appunto è molto versatile e per la sua semplicità può essere usata anche in contesti di altro tipo, cioè noi la stiamo usando per, diciamo, la valorizzazione degli spazi abbandonati, ma di fatto è una piattaforma molto semplice di localizzazione geografica di un punto e di inserimento di proposte relative a quel punto, che chiaramente può essere, come dire, adattata ai contenuti più diversi, naturalmente sempre tenendo conto dell'ambito spaziale, diciamo, del tipo di attività che si svolgono. Appunto erano già stati fatti prima nel nostro progetto su Padova, sulla piattaforma GeoCitizen erano stati fatti progetti, se non sbaglio, in Colombia, alcuni a Bruxelles, un altro nelle Marche, comunque era già stata usata in varie parti del mondo e quindi la piattaforma, diciamo, esisteva già a livello globale, ecco. Nell'ultima parte del tuo intervento dicevi, diciamo, una prospettiva, diciamo che suggerivi che un passaggio dal bene pubblico al bene comune potrebbe essere, diciamo, d'aiuto per sbloccare un po' la situazione, diciamo, no? Concretamente, in che modalità, come vedi, diciamo, questo passaggio, come si può realizzare? E a livello noi cittadini, come potremo contribuire a far sì che si sblocchi, come potremo agire, a chi potremo rivolgerci in questo senso? Allora, i cittadini secondo me possono e devono agire su più piani, non devono smettere di punzecchiare, solleticare, seccare le pubbliche amministrazioni con richieste di progetti di rigenerazione, di presa in carico dei beni comuni. Quindi la prima cosa è essere attivi, essere attivi e non cessare di fare domande, perché il diritto solo se sente una domanda risponde. Non è detto che risponda bene, ma se manca la domanda sicuramente non si muove, quindi quello è sicuramente la prima dimensione. Poi c'è una dimensione che invece punta di più al risultato giuridico, quindi sicuramente farsi promotori di discussioni a livello comunale sull'approvazione di regolamenti dei beni comuni, anche se, come vi ho detto, il contesto regionale e quello nazionale sono in movimento e quindi è complesso arrivare al risultato, però sicuramente farsi promotori dell'adozione di regolamenti dei beni comuni aiuta l'educazione e la mentalità diversa in primo luogo, già dalla fase della discussione, ancora prima di arrivare al regolamento. E poi, se si arriva al regolamento, offre quegli strumenti di collaborazione che servono ai privati per poter agire tranquilli, perché guardate che ci sono, se voi leggete un po' la cronaca, trovate degli esempi che lasciano tutti un po' sconcertati, di cittadini attivi che magari si fanno promotori del taglio, disboscamento dell'area pubblica abbandonata, che ricevono una sanzione dalla pubblica amministrazione stessa perché si sono permessi di tagliare l'albero, e questo è un caso recentissimo dopo che ci sono state le piogge nel Bellunese. Il CAI si offre, comincia a tagliare gli alberi, spostare, arrivano i carabinieri, li bloccano e li sanzionano. E questa cosa crea un po' di reazione, credo, un po' a tutti, come dice il cittadino è lì che si fa in quattro per sistemare la situazione. La pubblica amministrazione non è abituata a ragionare così, ragiona per blocchi ancora molto rigidi, molto rigidi, che servono in parte per tutelare il bene pubblico, quindi hanno un senso, ma rischiano delle volte di paralizzare anche le iniziative migliori. I regolamenti per i beni comuni cosa fanno? Creano dei binari nei quali le pubbliche amministrazioni possono, diciamo, correre, camminare, sentendosi tutelate e protette dall'esistenza di un binario, quindi non è che il pubblico funzionario deve inventarsi volta per volta qualcosa che lo mette in confusione. Esiste un binario, esiste un regolamento che l'amministrazione può seguire
e quel regolamento però promuove e facilita il dialogo con il privato, quindi questo diciamo è il secondo livello. Il terzo livello è quello che fa la massa critica, cioè l'opinione pubblica, anziché chiedere, insistere per ottenere altre cose o insieme ad altre cose, chiedere e insistere perché il legislatore a tutti i livelli si occupi di quei pieni e di quei vuoti che danno il senso di una civiltà. Ecco, quindi insistere perché ci sia una disciplina il più possibile uniforme, quadro, che consenta a tutti di muoversi con maggiore facilità, partendo dal presupposto che il pubblico da solo non ce la fa più, se ne sta accorgendo anche lui, nonostante la presunzione di tanti anni, di tanti decenni di potercela fare da solo, e il privato è essenziale. Però attenzione, anche l'ottica inversa, cioè sbilanciare troppo verso il privato, rischia di diventare in realtà penalizzante, perché io posso avere per esempio il caso, supponiamo il loro, progetto bellissimo, se però io lascio che sia solo la sua associazione a gestire tutti i vuoti, supponiamo urbani, simili di Treviso, crea una sorta di monopolio che solo la pubblica amministrazione con una funzione regolatrice di controllo dall'alto può evitare. Quindi questo per dire che tanto il privato è necessario quanto il pubblico nella sua funzione primaria è necessario. Quello sul quale bisogna lavorare sono gli strumenti di collaborazione. Posso fare una domanda sempre restando in tema, e a partire magari dal primo approfondimento che è stato fatto, una cosa che mi ha colpito è che è relativo magari anche alla mia esperienza personale, nel senso che io vivo in un complesso di case popolari dove solo nel rione ci sono 30 alloggi vuoti pubblici, alcuni anche da 10 anni circa, e sono sbarrati con dei lastroni d'acciaio da parte dell'ATER, quindi l'azienda territoriale per l'edilizia pubblica, per l'edilizia residenziale che prima è stata nominata. E quindi, come dire, mi domandavo in due cose. Il primo, la prima questione, se la mappatura prevede anche l'interesse verso alloggi popolari, e so che a Padova ce ne sono almeno 400 vuoti, e di cui insomma alcuni in vendita all'asta, tanti altri semplicemente lasciati al disuso e alla muffa. Le case popolari di fatto sono gestite dall'ATER, cioè sono controllate dall'ATER, di conseguenza anche dalla regione, e la giunta comunale ha più volte pubblicamente espresso la propria enorme difficoltà nel rapportarsi con l'ATER e nel non riuscirne a venire a capo fondamentalmente. E quindi anche mi domandavo, come altra questione, visto che l'ATER controlla le case popolari, provocatoriamente mi domando chi controlla il controllore, visto che la gestione fondamentalmente sotto gli occhi di tutti è penosa. Queste le due domande che volevo fare, ecco, rispettivamente. Perché ci dividiamo la risposta. Sì. Ok, per quanto riguarda la prima parte della domanda, che appunto mi pare fosse interessata al progetto di mappatura, diciamo che appunto c'è un limite che più o meno un progetto come il nostro, che non è unico ma poi riprende le altre iniziative simili che sono state già realizzate in altre città italiane, di solito si pone, ed è diciamo quello della mappatura della singola abitazione, cioè della singola unità residenziale. Cioè non so se quando tu dici che quando ti riferisci a per esempio i 400 diciamo, blocchi di utilità eccetera, cioè parli di appunto diciamo, singole abitazioni, ecco, diciamo che appunto lì è un po' un problema, intanto perché chiaramente cioè noi cerchiamo di limitarci a ciò che ha una dimensione perlomeno di edifici, quindi lavoriamo dall'edificio in su, intanto perché è più semplice rilevare l'abbandono in questi casi, altrimenti chiaramente come puoi immaginare tu hai notizie di queste centinaia di appunto alloggi sfitti, cioè saranno sicuramente magari migliaia in tutta Padova, e quindi sarebbe comunque una mappatura veramente molto voluminosa che magari potrebbe prendere in carico effettivamente qualche ente diciamo, di
grande rilievo, ma insomma difficilmente può formare un piccolo gruppo di ricerca. E poi appunto c'è anche un problema di definizione di che cosa è effettivamente diciamo uno spazio abbandonato in senso urbano, cioè tu hai ovviamente ragione nel dire che è un'abitazione appunto non abitata, di fatto vuota, è uno spazio abbandonato che reclama in qualche modo un suo utilizzo. Chiaramente lì appunto interviene poi il grossissimo problema che poi cercano anche di risolvere i ragazzi di Treviso, che hanno appunto elaborato questo progetto molto, molto interessante, il problema di come attivare una leva che permetta poi di superare gli ostacoli rispetto alla proprietà privata, cioè diciamo che si tende a considerare poi lo spazio in qualche modo un'abitazione residenziale, qualcosa che ha più a che fare col privato che col pubblico, e quindi noi un po' per questo, un po' appunto per ovvi motivi di limiti di risorse, abbiamo evitato poi di mappare la singola abitazione abbandonata. Poi può essere anche che, per esempio, non so esattamente in che zona di Padova abiti tu, però se nel tuo caso c'è una concentrazione tale che in qualche modo diciamo, interi blocchi edilizi possono essere considerati o abbandonati o semi abbandonati, quindi semi utilizzati eccetera, allora in questo caso effettivamente diciamo, c'è una situazione di interesse comune anche rispetto a quei determinati tipi di spazi, per cui può rientrare nel nostro caso di mappatura. Spero di essere stato insomma abbastanza esauriente. Passo la parola all'avvocato. Allora, il livello di controllo è multiplo da una parte e totalmente inefficiente dall'altra. Allora, è multiplo e su più livelli perché il primo livello è quello dell'azienda stessa. Le ATER sono state diciamo, elaborate, create dal legislatore regionale come aziende. Quindi in teoria dovrebbero avere, dopo vi spiego perché in teoria, hanno un loro consiglio di amministrazione, un presidente, un sistema di controllo interno, dovrebbero lavorare un po' come delle aziende private, quindi il primo controllo dovrebbe avvenire all'interno dell'ATE stessa. Poi però le aziende sono enti strumentali regionali, quindi il secondo livello di controllo è quello regionale. Questo sistema di controllo ha funzionato, in alcuni casi sì, in alcuni un po' meno. Veniamo da almeno un paio d'anni di commissariamento, cioè la Regione ha ritenuto che gli enti non fossero adeguati, andassero ridisciplinati, che le aziende, le ATER, ma come anche altri enti, per esempio l'ESU, che è l'ente per il diritto allo studio, come le ATER sono state commissariate dalla Regione, sul presupposto che non funzionassero in modo adeguato, che le strutture fossero un po' vetuste, che fosse necessario che la Regione si prendesse in carico la dimensione degli enti strumentali, perché lei sì avrebbe ridisciplinato, avrebbe sistemato, avrebbe controllato, eccetera. Lo dico da professionista che ha visto le ATER e ha visto la situazione degli ESU tra gli altri, ma posso dire l'Istituto regionale di Venete, Ente Parco e compagnia. I commissariamenti sono stati devastanti per gli enti strumentali tutti, quindi con un peggioramento della performance radicale per tutti quanti gli enti strumentali. Perché questo? Perché ci si è dimenticati di guardare Spider-Man oppure di leggere i fratelli Karamazov. Grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Questo legislatore regionale se l'ha dimenticato, quindi ha pensato bene di accentrare tutto il potere degli enti strumentali, per quando si è trovato le patate bollenti in mano non sapeva più da che parte girarsi, e dopo 2 anni nei quali le ha fatte ruotare come se fosse un acrobata al circo, le ha restituite così com'erano agli enti strumentali. Quindi adesso stanno ritornando un po' alla volta, stanno ritornando agli ESO, sono ritornati alle ATER, ritorneranno all'ente parco senza aver disciplinato assolutamente niente. Quindi il secondo livello ha funzionato, ma recentemente ha funzionato malissimo proprio per questo accentramento di potere esagerato avvenuto tra il 2015 e il 2016 che la Regione non è stata in grado di gestire. Il terzo livello di controllo, che funziona un po' di più e forse nel futuro funzionerà ancora di più, è quello della Corte dei Conti. Cos'è la Corte dei Conti? Non è come pensava la mia migliore amica, un organo tralatizio della monarchia, cioè un collegio di ex nobili. Non sono i conti quelli, sono, siccome la mia migliore amica me l'ha detto, quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza. I conti sono i conti matematici, la Corte dei Conti è un giudice che tra le varie sue competenze ha quella di verificare le responsabilità in materia di danni erariali. Gestire male le proprietà immobiliari dell'ATER, tenerle sfitte
tenerle magari in una situazione di degrado perché nel tempo ovviamente non c'è la manutenzione eccetera, questo comporta un impoverimento del patrimonio pubblico delle case popolari, quindi comporta un danno alle casse, in questo caso regionali. Quando c'è un danno finanziario alle casse pubbliche, la Corte dei Conti interviene per sanzionare delle responsabilità in capo ai singoli funzionari, ai singoli dirigenti che hanno mal gestito quella proprietà o quella risorsa pubblica. E questo, diciamo, il livello di controllo sanzionatorio è quello che quando si arriva alla patologia ha il maggior grado di efficacia. Ecco. Cioè, l'incubo della Corte dei Conti qualcosa fa, non risolve i problemi, tanto è vero che rimangono immobili sfitti. Ritornerei alle sfrapi. No, perché tu sei letto il 40 lingue, ma anche io sono armato di Costituzione. Perché? Ho offerto del dipinto dal convegno sui diritti umani del 70°. Vai. No, perché il 42 che sei letto dà un'idea di difesa del privato di fronte allo Stato che tende ad espropriare, perché ai tempi c'era anche da costruire infrastrutture e quindi dare a tutti la possibilità delle autostrade, delle ferrovie, bla bla. Certo. Al 43 però c'è anche un'altra idea, è quella di esproprio invece dove il privato subisce, quando c'era la pubblica utilità delle fabbriche, nasce l'Enel, quando qui nel Veneto espropriano la Sade, bla bla bla. E quindi fabbriche. Il 44 terra, di fatto evoca la riforma agraria, cioè dice se ci sono troppi latifondi, se sono proprietari o troppa terra, in forza del 44 lo Stato può ridurla e può anche favorire le bonifiche, bla bla bla. Tutto questo perché di fondo questi tre articoli, da un profano come sono io, anche se un po' tempo fa il diritto pubblico l'avevo studiato, non costituzionale, si studiava pubblico, c'è un'idea di trovare un equilibrio tra interesse del privato e pace sociale, equità, cioè libero accesso, quella che pure è richiamata la funzione sociale. Ora, questo non è vecchio concetto, anzi, gli episodi francesi di questi giorni, ma anche una polveriera che è sempre presente anche nella nostra Repubblica, cioè è quella a un certo punto che di fronte a chi ha troppo, chi ha niente, è un attimo che la mincia esplode. Allora, ritorno a riprovocarti, ma qual è allora, per usare le tue parole, tu ti sei fermata al secondo comma, ma qual è la funzione sociale di uno spazio abbandonato? Cioè di una casa che è abbandonata da 30 anni, dimmi che funzione sociale svolge? Io ti dico nessuna. E quindi è in quel momento che proprio senza aggiornare nulla di questo testo, che la sua bellezza è che lo devi interpretare nei tempi, ma se allora c'era l'esigenza di dare una casa a tutti, oggi è l'opposto. Molte persone hanno fin tanto troppe case che quasi non si curano di alcuni spazi di loro proprietà che lasciano abbandonati. Quindi sempre con lo stesso articolo, se negli anni 40 c'era una funzione espansiva che è lo Stato che ti cerca di trovare l'equilibrio, adesso probabilmente la proprietà privata è riduttiva, perché è talmente accumulato proprietà, capitale, che quasi non ci interessa che ci sia una casa sfitta. Lì lo Stato deve ritornare a ridistribuire, perché io non vedo, e dimmi se la vedi tu, una funzione sociale di un immobile abbandonato da 30 anni. Che funzione sociale svolge? Lo sapevo che siete dei provocatori. Questa colpisce il giurista. Allora, dopo che ci siamo incontrati, caro mio, ti ho pensato tanto. Allora, come ho detto prima, non ritengo affatto che il testo, anche se sicuramente risente un po' della sua età, però io sono tra quelli che pensano che queste espressioni vaghe e aperte appunto abbiano consentito al testo di rimanere vivo, di rimanere aggiornabile, ecco, con il passare dei decenni, quindi che anche oggi queste espressioni aperte ci consentano una riflessione. Abbiamo, giustamente tu dici, è un problema di equilibrio. Sì, è un problema di equilibrio, è stato fin dall'origine così anche in Assemblea Costituente, tra la proprietà privata e l'esigenza pubblica di interesse generale, la funzione sociale.
E questo è, come ho detto prima, un bilanciamento difficile che va fatto caso per caso e che è lasciato dalla Costituzione stessa al legislatore. Quindi intanto non ha una risposta secca nel tempo, ma addirittura dico io non può avere una risposta generale per qualunque tipo di bene in disuso da 30 anni, perché ci possono essere diverse ragioni che portano a quel disuso e non è detto che tutte non siano da tutelare anche in una funzione sociale. Faccio l'esempio che era avvenuto, ma per condividerlo con gli altri, che c'era avvenuto anche a noi al tavolo la prima volta che ci siamo trovati. Esistono beni di proprietà di una famiglia che sono state guadagnate negli anni, delle generazioni, sono frutto del lavoro, che vengono magari tenute come sorta di ammortizzatore possibile per le generazioni future, cioè quando il figlio tornerà a casa, se avrà bisogno, lo venderemo. Quindi sono frutto comunque di un lavoro che rimangono una sorta di risparmio. In parte anche sociale però, perché costituiscono comunque un possibile ammortizzatore di una situazione di difficoltà che non oggi ma domani quella famiglia stessa potrebbe essere chiamata ad affrontare. E poi però non possiamo dimenticare, se da un lato dobbiamo tenere conto della motivazione del perché sono abbandonati, dall'altro se vogliamo in qualche modo, se vogliamo intervenire sulla titolarità, cioè di fatto espropriare quel bene a favore del pubblico perché lo ridistribuisca, dobbiamo assicurarci che esista anche che in quel caso effettivamente ci sia una funzione sociale. Quindi siamo sicuri che non è sufficiente fare un accertamento sul disuso, gli anni, matematico, sono passati 30 anni, benissimo, facciamo il cambio di proprietà. Devo garantire la funzione sociale, quindi vorrebbe dire che anche in questo caso qui ci deve essere un'ottica di progettualità che il pubblico mette in campo non per prendersi quel bene, tenerselo a casa e poi lasciarlo comunque in disuso dopo aver spogliato il privato della proprietà, ma eventualmente prenderlo per farci qualcos'altro che sia effettivamente ridistributivo, rigenerativo, che svolga una funzione sociale. E quindi comunque richiede di mettere in campo tutta una serie di competenze e di collaborazioni che secondo me in questo momento il pubblico non è in grado di esercitare da solo. Cioè, se anche volessimo accedere a questa, diciamo, provocazione e dire quando la proprietà non viene utilizzata per un tot di tempo, comunque deve essere messa in discussione la sua titolarità a favore di qualcun altro, cosa che io faccio un po' fatica per la mia sensibilità ad accettare, però anche se astrattamente posso accettarla, la posso accettare solo se il pubblico mi sta garantendo una funzione sociale effettivamente, e quindi vuol dire che ci deve essere una progettualità che lo consente, non può essere me la ripiglio e poi rimane lì. E quindi sullo Osteria Volante si farà promotrice di un'iniziativa popolare che disciplina questo, tu accetterai perché diventa parte della... Vuole farmi firmare un progetto di legge. È veramente terribile. Noi parliamo in osteria. Dopo il rum e il progetto di legge, prima devo prendere 3-4 bicchieri. Io volevo chiedere a Gloria, giusto? Intanto se avete già selezionato gli appartamenti, o meglio, come pensate di selezionare questi appartamenti privati? Cioè, sono volontari da parte di privati? Ah, guarda, un appartamento sfitto, o come funziona questa selezione? E come è nata questa idea iniziale di prendere spazi privati e non spazi pubblici che sono abbandonati o non utilizzati? Ok, rimettimi la prima perché mi sono la selezione dei beneficiari, no, degli appartamenti privati, come è e nata? poi la scelta del privato pubblico. Esattamente. Allora, per quanto riguarda la scelta degli appartamenti, la nostra idea iniziale era creare una specie di ecosistema che fosse in qualche modo garante per i privati per poter mettere a disposizione i loro immobili. Quindi il fatto che abbiamo una partnership con una cooperativa che è garante nel momento in cui firmiamo col privato, il fatto di avere comunque una valutazione di impatto sociale e anche impatto economico quando sottoposta al privato, il fatto di essere comunque in qualche modo tutor degli stessi ragazzi all'interno.
e il fatto di mettere insieme una serie di scambi, sia economici che materiali, all'interno di un contesto, era in qualche modo parlare un po' la logica anche del nostro interlocutore, come per esempio può essere un tipico signore trevigiano over 50 o chissà. Quindi era far capire comunque che c'era un sistema di ritorno per tutti, ok? Dire che c'era comunque un sì. interesse finale. Esatto, che non dico skate per non dire altre parole. Sì. Allora, c'era un ritorno di beneficio per tutti, sia per i ragazzi che vivono in un contesto di inserimento abitativo e sociale, sia contaminazione fra ragazzi comunque di locali e ragazzi rifugiati, sviluppo di competenze, donazione di materiali, benefici, ristrutturazione, benefici fiscali e ovviamente meno peso sul sistema in generale. Perché abbiamo scelto il privato? In realtà allora, noi nella proposta della Commissione abbiamo anche fatto riferimento al pubblico. Il fatto è che il pubblico ci vuole la partnership anche col pubblico. In questo momento noi avevamo dei contatti comunque col comune di Treviso e avevamo anche fatto delle proposte. Io in tesi avevo analizzato una proposta di ristrutturazione di immobili pubblici secondo poi il piano operativo regionale riguardante il fondo FESR fondamentalmente. Quindi c'era un asse del POR FESR della regione che faceva riferimento anche all'edilizia pubblica. Nella proposta di tesi è che bello, facciamo sì che anche col comune facciamo qualcosa, eccetera eccetera. Non è successo perché ci sono anche dei momenti in cui fare domanda e ovviamente anche la nostra Costituzione è stata magari più tardiva ed è recente. Quindi il sistema privato si pensava appunto per i ritorni vari potesse essere più vivace anche. E per quanto riguarda la selezione degli immobili dei privati, allora l'idea nostra, e questa è una cosa che vorremmo anche concretizzare, è anche una cosa che magari ci possiamo la sparo qua, però non è detto che tutta l'associazione approverà. L'idea è anche di fare una specie di ranking, o l'idea comunque di avere una lista di chi è interessato e ovviamente creare anche un'associazione di bisogni e domanda. E al momento quello che abbiamo in mente è vediamo se ci credono. Cioè questa è l'idea, la fiducia iniziale è la cosa principale per noi. Poi il sistema lo troviamo, soprattutto per i ragazzi, i beneficiari li avremmo già. Il fatto è appunto la fiducia iniziale, non tanto del privato, perché se uno arriva con una sorta di garanzia, come può essere magari il finanziamento iniziale di qualcuno che ci crede, il privato poi se vede la dinamica dice bene, torna a tutti e quindi sì, c'è risposta. E quindi per noi questa è l'idea iniziale. Ovviamente adesso ho detto c'è la proposta, dobbiamo ancora valutarla, di eventualmente fare un intervento di ristrutturazione su beni demaniali, in quel caso è un bene sì, capito, di un altro tipo, e quindi provare il sistema per capire poi che impatto ha e applicarlo di nuovo al pilota, cioè testare una parte del pilota e riprendere poi sul sistema pubblico. Il fatto di avere un precedente, perché in realtà è l'unica cosa, è appunto per quello noi l'abbiamo chiamato pilota, perché è come diciamo, io l'ho usata un po' in tesi questa cosa, della Lean Startup si parla del prototipo, no? Il prototipo che devi testarlo e in base a come l'utenza risponde tu orienti la tua strategia di conseguenza. Ecco, il nostro è un prototipo sociale e vorremmo testarlo con tutti gli indicatori sociali anche per appunto capire la funzione sociale dello stesso progetto, per far capire poi quello che vogliamo fare. Ecco. Io volevo appunto solo, in effetti mi ha un po' preceduto dopo quello che ha detto Alberto sulla privata, mi sembrava che effettivamente una cosa che può funzionare, tu vorrei parlare di comodato d'uso, comunque delle forme di, che non so, sigla o non sigla, ma tipo, ok, cessione, in qualche modo, quindi
volevo appunto... No, cioè, lasciamo dire, la vedi, proprietà ai capitalisti. Il movimento ti ajuda della casa. esatto, cioè non è proprio il problema, forse non è la proprietà privata, è il godimento, quindi ok. Il diritto di godimento. Perfetto, e ti ringrazio e poi volevo chiedere l'ultima cosa a Gioia, se mi è sfuggito mentre spiegavi prima, questo comodato da parte di questi giovani, immagino sia a termine o comunque come si configura la cosa, cioè loro in qualche modo, dicevi, ovviamente non vivono nei posti durante le ore di ristrutturazione, però poi ci stanno, sì, per quanto, gratis fino a quando, comunque, perché magari rischia di diventare anche un meccanismo, non vorrei dire però tipo speculativo, o comunque, ok, questa era la mia curiosità che... Allora, sulle forme comodato d'uso... ho visto che c'è un altro movimento in fondo, quindi aspettiamo l'altro movimento. Intanto collezioni. Sì. Allora, per quanto riguarda, ripeto, sul progetto, allora il progetto inizialmente aveva una dilatazione di tempo, pensavamo di farli vivere all'interno 2 anni all'interno dell'abitazione. Ovviamente ci siamo resi conto anche per quanto riguarda, diciamo, l'obiettivo anche di un'associazione è sopravvivere essa stessa, nel senso che molto spesso le associazioni, il volontariato hanno delle difficoltà di bilancio poi consistenti, anche nei progetti magari non c'è una sostenibilità economica, quindi per quello anche citavo il fatto prima, noi adesso siamo un'associazione ma chissà se in futuro diventeremo una startup a vocazione sociale o qualcos'altro. La speculazione, allora il ragionamento è questo: i ragazzi fanno un intervento di ristrutturazione che non è di migliaia e migliaia di euro, nel senso c'è un intervento ridotto e c'è anche da considerare il costo poi del loro lavoro, ok? Il bene ottiene un valore maggiore per il proprietario, quindi fondamentalmente il proprietario potrebbe essere anche un po' in debito con noi alla fine di tutto. Le tempistiche sono più o meno 6 mesi, i ragazzi ristrutturano con la nostra partnership di scuola edile, viene passata questa conoscenza, ok? In quei 6 mesi loro ancora non vivono all'interno della casa, entrano nella casa, 1 anno stanno all'interno della casa, ovviamente non pagando l'affitto, non è detto che loro abbiano anche un lavoro nel momento, è utile dare loro la formazione e la parte di orientamento anche lavorativa e anche di ricerca di casa successivamente. È vero che dopo questo primo anno che la casa torna al proprietario, noi possiamo proporci anche come associazione per aiutarlo a gestire lo stesso affitto successivamente, e si possono proporre sia ai ragazzi all'interno nel caso in cui non cambino abitazione, però a quel punto loro pagherebbero una parte dell'affitto. Ovviamente questa parte di revenue, che potrebbe, questa parte di introito che potremmo avere noi come associazione, in realtà è una parte che ancora va ben definita. Il sistema, il modello c'è, è capire se gestire anche noi una parte dell'affitto e quindi avere una sorta di colmare quel gap che c'è tra il valore ultimo della casa e quello che è stato fatto per la casa, e poi vedere anche come i nostri beneficiari possono usufruirne, e se nel caso in cui iniziassero a pagare l'affitto, in che modo ridotto possono pagarlo in fondo. Speculazione, è anche vero che non la chiamerei speculazione, la chiamerei più che altro un percorso, cioè nel senso non c'è speculazione in questo, prendiamola come premessa, ok? L'idea è comunque nel percorso di autonomia non far sì che sia solo una questione assistenziale, ma comunque dar loro strumenti perché sono equiparati ovviamente per quanto riguarda i rifugiati e hanno doveri di responsabilità e hanno bisogno di un'autonomia da costruire. È quella l'idea che ho anche ribadito prima. Per quanto riguarda il modello, certo noi siamo aperti a ogni tipo di feedback, noi abbiamo impostato anche dei momenti di incontro, non solo come associazione con le associazioni partner, non solo con i partner definiti, non solo con magari chi ci ha aiutato nella parte più di preventivo del progetto, ma anche con i beneficiari. Quindi abbiamo anche degli indicatori per settare se poi i beneficiari sono
felici di questo progetto, perché l'impatto sociale è uno anzi forse la prima cosa di cui Open Resources vuole occuparsi, insomma. E c'era un altro pezzo della domanda che è una memoria a breve termine molto labile. Ok. Eccomi. Allora, vi ringrazio per essere così più liberali e avermi consentito di tenermi a casa mia, ma di dovervela dare incomodato tutto gratuito. Quello che secondo me non funziona molto è il sistema attraverso il quale si raggiunge questo ragionamento, cioè in un ordinamento democratico lo strumento fisiologico di interrelazione con il cittadino è lo strumento della persuasione, non quello della coercizione. Quindi, posto che in alcuni casi patologici è necessario intervenire in modo coattivo e coercitivo, però l'obiettivo primario che chiunque abbia una responsabilità pubblica deve tenere presente è quello di fare uno sforzo di persuasione. E lo sforzo di persuasione si fa con due modi, come se si avesse di fronte un bambino sostanzialmente, cioè con un meccanismo di premi e sanzioni. Bisogna comunicare, quindi comunicare come fanno loro e diffondere il più possibile il messaggio che tutti ci guadagnano. È un gioco nel quale tutti ci guadagnano, questo è fondamentale, c'è un bene per tutti. Aggiungere a questo degli strumenti premiali, quindi l'accessibilità a fondi, finanziamenti specifici quando si attuano progetti di rigenerazione urbana. Questo per esempio c'è nella legge regionale veneta, cioè si dice se si viene approvato un programma di rigenerazione, quel programma ha un accesso prioritario a dei fondi ad hoc che si occupano di rigenerazione, quindi un accesso privilegiato ai finanziamenti può funzionare come premio di persuasione. E poi non dico di no, anche quello delle sanzioni, il sistema delle sanzioni. E quali sono le sanzioni? Magari sono poche, si può fare di più, però per esempio l'aumento dell'aliquota IMU per gli immobili che rimangono in disuso, che sono disabitati, è uno strumento che in alcuni casi, quando non siamo di fronte a patrimoni accentrati, perché certo siamo di fronte a latifondisti con grandi possibilità di reddito, magari la differenza IMU non incide tantissimo sul patrimonio complessivo, ma magari in situazioni più piccole, aziende più piccole, patrimoni familiari, anche quella spesa IMU che ogni anno va a caricarsi sugli immobili disabitati può funzionare come deterrente da tenerli in quella situazione di disuso. Altre forme possono essere utilizzate, quello che secondo me conta è che per rimanere nell'ottica dell'ordinamento democratico devo sforzarmi di attuare il meccanismo della persuasione. E vi dico da avvocato che quello che può apparire uno strumento più lungo e meno efficace, più impegnativo, più lungo e meno efficace dello strumento coercitivo, non è affatto detto che alla fine dei conti lo sia, perché vi faccio l'esempio degli espropri, si fa presto e in realtà non si fa presto neanche ad arrivare al provvedimento di esproprio, ma una volta che ho il provvedimento di esproprio poi 9 su 10 comincia un contenzioso che comincia oggi e finisce in un momento indeterminato del futuro nel quale la situazione può essere cambiata 1000 volte, anche la pubblica utilità di quel bene può essere variata, la progettualità della politica può essere variata, quindi non è detto che quello strumento che sembra più efficace sul momento perché interviene come un'accetta poi in realtà non si scontri con la realtà dei fatti. E poi c'è un piccolo problema che se vogliamo fare la legge, se vogliamo fare una legge di iniziativa popolare e poi avere qualche parlamentare, la maggioranza dei parlamentari che ce l'approva, c'è il problemino del consenso, per cui la persuasione è necessaria per arrivare al consenso, trovare il consenso della maggioranza dei parlamentari che ci approvino un'iniziativa di legge, senza di quella non si fa niente. Quindi ci possiamo lavorare, dai, facciamo così, ci possiamo lavorare. C'era una domanda? Sì, un commento e una domanda, premesso che non sono molto confidente col tema, no, mi sembra molto interessante, come dire, l'avvicinamento all'affermazione del concetto di bene comune, insomma, anche applicato all'utilizzo dello spazio. Ed è molto interessante sia, diciamo, sul filone privato sia sul filone pubblico. Mi chiedo se, come dire,
in ordine sequenziale, anche ragionando su questa città, poi magari forse più per il padovano la domanda, non so se ci siano alcuni elementi, soprattutto delle punte di abbandono del bene pubblico, e abbiamo dei casi che credo facciano davvero scuola, nel senso che i casi di rigenerazione che citavi sono di entità, diciamo, limitate, ce ne sono alcuni in corso che sono enormi, insomma, l'ex Forguano in Prato della Valle, l'ex Macello, il PP1, che insomma sono anche aree con un valore immobiliare incredibile, insomma. Se, diciamo, cronologicamente, logicamente non sia più facile, come dire, una riappropriazione preliminare di questi beni e poi un ragionamento anche sull'intervento sul bene privato. E nel caso specifico di Padova, non so, qual è stato secondo te il deficit in termini di politiche o anche in termini di protagonismo della cittadinanza per la riappropriazione di questi beni? Cioè, parliamo di decadi, cioè 30 anni per mettere un ristorante all'ex Forguano in Prato della Valle, che insomma talento imprenditoriale di un infante può arrivare a fare una cosa di questo tipo. Cioè forse, come dire, anche un tema di capacità della collettività di canalizzare come dire, propositività e poi realizzazione di, insomma, iniziative che hanno, insomma, anche un valore comune. Non so se... Ti ringrazio per la domanda molto interessante, ti ringrazio anche per il padovano. In realtà io non sono esattamente padovano, forse qualcuno avrà capito il mio accento, nel senso che se un padovano acquisito, sì, effettivamente vengo da un po' più giù, da Palermo, però da qualche anno ormai sto a Padova e quindi ho anche cercato di documentarmi appunto sulla realtà di questa città. Quindi in realtà forse rispetto a quello che chiedi tu potrei non avere, diciamo, come dire, l'esperienza della città poi magari anche passata necessaria a farti un quadro della situazione, però effettivamente mi rendo conto che il problema che poni tu c'è, è un problema che, diciamo, riguarda, credo, in generale, diciamo, l'urbanistico, la gestione degli spazi, insomma, della città a Padova, e che magari rispetto ad altre città italiane come dire, insomma, ha visto in qualche modo un certo immobilismo o una certa difficoltà, diciamo, nel cambiare alcune cose, nel trovare, diciamo, soluzioni diverse a problemi che magari sono problemi che ormai, come dici tu, sono decennali. Diciamo che non mi addentro appunto poi su quelle che possono essere state le cause politiche di questo, rispetto a quello che dici tu riguardo diciamo, le capacità della cittadinanza. Cioè sì, probabilmente è vero che magari a Padova, ripeto, non sono io effettivamente in grado di dirlo, nel senso che non so esattamente cosa sia successo negli ultimi decenni a Padova, però è possibile che sia mancato in qualche modo un luogo oppure delle forme di dibattito pubblico che poi abbiano saputo trovare un esito, insomma, positivo, e quindi mettere effettivamente in comunicazione le esigenze della cittadinanza con diciamo, la gestione della città da parte dei decisori pubblici e con anche la leva rappresentata dall'iniziativa privata. Riguardo ad alcuni casi storici, secondo me ultimamente Padova comunque rientra in quella che è la tendenza che è stata molto ben spiegata da Silvia, cioè il fatto che comunque appunto il pubblico ormai manchi di strumenti, manchi sia di risorse che probabilmente anche di strumenti e di capacità di iniziativa per gestire i suoi stessi beni, e quindi tante volte alcuni di quelli che sono i beni degli spazi pubblici, appunto storicamente appartenenti alla città di Padova, cadono nel sottoutilizzo, se non nell'abbandono, e poi trovano in qualche modo una possibilità di rigenerazione. Possiamo giudicare se è quanto positiva soltanto grazie all'intervento di privati. Penso per esempio al caso del ex Foroguario, non quello di Prato della Valle ma quello di Corso Australia, quello accanto al Teatro Geos, per intenderci, che è uno spazio che in realtà è nato in qualche modo sfortunato fin dall'inizio, perché è un edificio anche di un certo pregio architettonico, perché è vincolato degli anni 60 del Novecento, e l'architetto D'Avanzo,
È nato come mercato del bestiame, poi è diventato tante cose nel corso della sua esistenza, il mercato dei fiori, poi ultimamente era semplicemente un deposito di infrastrutture. Quello è un caso per esempio in cui c'è stato anche con la nuova giunta comunale un processo partecipativo l'anno scorso, nel quale per esempio io con alcuni miei colleghi siamo entrati più che altro in qualità di uditori per vedere appunto come si svolgeva, dove effettivamente c'è stato, diciamo, il riscontro di una volontà sicuramente molto forte da parte di alcune associazioni e comitati cittadini per un utilizzo effettivamente sociale e collettivo di questi spazi. Una volontà di magari far fronte a queste esigenze da parte dell'amministrazione pubblica, che però poi alla fine potremmo anche dire per ovvi motivi ha concesso la maggior parte, insomma, di questi migliaia e migliaia di metri quadri in uso a Leroy Merlin, che appunto adesso credo che sia più o meno ufficiale che potrà diciamo, realizzare il suo progetto. Avrà quindi questi spazi in concessione per alcuni decenni, non ricordo se 30 o 50 anni, per cui chiaramente loro diciamo, i nuovi gestori dell'area, quindi in questo caso il privato, si impegnano poi a rifondere in qualche modo di una controparte la cittadinanza e quindi la collettività rispetto al loro inserimento, con la creazione di alcuni piccoli spazi pubblici oppure spazi di verde urbano, diciamo, ai margini dell'area, che prenderanno in concessione, che trasformeranno quindi in un loro centro commerciale. Però di fatto chiaramente in questo caso l'unica soluzione che si è riusciti a trovare rispetto alla presenza di un grande spazio pubblico che però era sottoutilizzato è stata affidarlo effettivamente a un privato per delle funzioni private. Ci sono appunto degli altri casi di spazi di proprietà pubblica a Padova che appunto ancora non trovano una soluzione. Un altro caso appunto recente, più che altro che sta avendo un'evoluzione recente, è quello della caserma Plandina, che poi mette in questione anche poi il riuso del complesso di Vianelli. Sono due probabilmente tra gli spazi pubblici più estesi e anche storicamente più importanti della città di Padova in termini di spazi abbandonati. Lo spazio di Vianelli, tra l'altro, il complesso di Vianelli era stato costruito, se non sbaglio, su iniziativa comunale ai tempi, però comunque aveva anche dei proprietari privati, perché comunque credo che fossero delle case per studenti eccetera, che poi erano passate anche in proprietà privata. In questo caso c'è stata, se non vado errato, praticamente una riappropriazione totale del comune di Padova dell'intero complesso, quindi comunque anche il riacquisto da parte dei privati, se non che adesso è in corso una permuta da parte tra il comune, diciamo, e il demanio, che appunto farà sì che il comune si approprierà dell'ex caserma Plandina, attualmente dismessa, e che invece diciamo, lo Stato prenderà possesso dell'ex complesso di Vianelli per farne una nuova questura. In questo caso per esempio si può aprire una nuova partita rispetto al possibile uso della caserma Plandina, nel senso che il complesso di Vianelli, abbiamo capito, avrà una sua funzione istituzionale, sulla caserma Plandina tra l'altro si dovrebbe aprire, credo, da parte della giunta comunale un nuovo processo partecipato, quindi in questo caso forse diciamo in questi ultimi anni c'è anche con gli strumenti diciamo, nuovi della partecipazione, dei processi partecipativi, che credo siano poi anche stati normati di recente, c'è la possibilità di una vera e propria interazione tra la comunità urbana e le pubbliche amministrazioni. Bisogna vedere anche in questo caso quale sarà poi l'esito, perché appunto non è detto che basti poi una somma di volontà collettive per arrivare a una soluzione ottimale. Grazie della domanda. Ne approfitto solo per fare un paio di precisazioni, perché effettivamente nel discorrere possono non essere apparse chiare. Innanzitutto, giuridicamente parlando, bisogna distinguere quelli che sono interventi di riqualificazione da quelli che sono interventi di rigenerazione. La riqualificazione sostanzialmente prende edifici o spazi degradati e li riporta ad un contesto di decoro, di dignità, di bellezza architettonica, urbanistica, di funzionalità. Questa è la riqualificazione. La rigenerazione ha qualcosa di più o di diverso, cioè prende degli spazi dismessi, non necessariamente degradati, ma degli spazi che sono diventati vuoti, e li riempie con una qualità diversa, una qualità dal punto di vista della sostenibilità economica, un incremento della biodiversità,
e soprattutto nell'ambito di una progettualità che tiene insieme il sociale e il culturale. Questa è la rigenerazione urbana, cioè quando io prendo uno spazio e lo riporto a nuova vita non solo come spazio, ma anche come spazio relazionale. E gli esempi che abbiamo citato adesso ci fanno vedere come anche il contesto di Padova sia, diciamo, in crescita e sviluppo, quindi si è occupato più fino adesso di progetti di riqualificazione, ha preso zone degradate, le ha portate o le sta portando, cerca di portarle a un buon livello di decoro e funzionalità urbana. Adesso comincia a porsi il problema della rigenerazione e quindi dare nuova vita anche dal punto di vista sociale. E sempre la storia padovana ci consente di vedere lo sviluppo dell'ordinamento giuridico. Le esperienze che avete citato, faccio l'esempio quella dell'Leroy Merlin, è ancora un'esperienza che è a cavallo tra quella del bene pubblico e il bene comune. Non è il bene pubblico che si gestisce la pubblica amministrazione da sola, perché abbiamo detto che non è più in grado. Non è ancora un bene comune dove c'è una corresponsabilità della comunità e del pubblico che lavorano insieme sullo stesso spazio. È qualcosa in mezzo che è di fatto più vicina al sistema della gestione con concessione, cioè a un bene di proprietà pubblica che viene dato in gestione a un privato perché ci faccia un'attività privata e quindi la prima utilità pubblica che ne trae è il canone di concessione, perché io ti do quello spazio come ente pubblico e tu mi ripaghi con un canone che entra dei beni pubblici, quindi che poi viene ridistribuito alla collettività, e in più oltre a questo si aggiunge il contesto, diciamo così, di alcune aree dedicate al sociale, però siamo ancora a cavallo, diciamo, tra queste due dimensioni, quella del bene pubblico e quella del bene realmente comune in corresponsabilità. È più un sistema di gestione che sta andando verso quello del bene comune. I nuovi strumenti partecipativi e anche tutta la retorica, ma in senso anche positivo della pratica della partecipazione, può essere che portino anche a Padova esperienze di reale corresponsabilità. Sono tutti processi comunque nuovi, perché vi ripeto, anche Bologna che ha il primo regolamento del 2014, quindi non stiamo parlando di realtà vecchissime. Vedo che il tempo a disposizione, se ci sono altre domande proprio ultimissima, possiamo fare, poi chiuderemo. Basta, non sono domande. Vabbè. Ringraziamo molto i nostri relatori, i nostri ospiti. Il tema è molto complicato e complesso, però insomma abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza, anche se capiamo che la strada è lunga. Però ci sono delle buone pratiche già in atto, dei progetti che si stanno avviando e serve molta, diciamo, motivazione, molto impulso e cerchiamo insomma di andare in questa strada. Grazie ancora a tutti, grazie anche a voi e se continuate a seguire l'Osteria Volante, se qualcuno è appassionato ci scriva perché abbiamo bisogno di tanti volontari che ci aiutino in queste serate e alla prossima puntata. Grazie.